Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. 5 esattori del Consorzio Autostrade Siciliane sono stati sospesi per 6 mesi, registrati 266 episodi di peculato ai caselli. Secondo l'accusa avrebbero incassato i pedaggi registrando tariffe inferiori e trattenendo la differenza. Duro colpo al traffico internazionale di droga collegato ai clan mafiosi Cappello e Santa Bonagia di Siracusa, 15 arresti e 13 indagati dalla Guardia di Finanza di Catania nell'ambito dell'operazione Abisso. Notte di fuoco a Catania, 3 giovani feriti, tra cui un quindicenne in una sparatoria in piazza Beppe Montana, indagini in corso su un possibile regolamento di conti legato allo spaccio. A Palermo proseguono le indagini sulla serie di attentati, incendi e richieste estorsive nella zona nord della città. L'inchiesta coordinata dalla Procura coinvolge più filoni e riguarda il contesto del mandamento mafioso della Piana dei Colli. Dopo polemiche e ricorsi, a Mondello è partita ufficialmente la stagione balneare. La società italo-belga ha riaperto l'Arenile, ma restano le critiche degli utenti per gli spazi ridotti nella spiaggia libera. In Sicilia scatta lo stop al lavoro nelle ore più calde per contrastare il rischio di stress termico e colpi di calore. L'ordinanza firmata dal presidente della regione resterà in vigore fino al 31 agosto. 8 anni dopo il debutto, l'Inferno di Dante torna alle gole dell'Alcantara con una nuova edizione, con un cast rinnovato, musiche inedite ed effetti speciali. Calcio, la nuova stagione del Catania prende forma, si attende l'ufficialità del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore con l'obiettivo di costruire un gruppo competitivo tra giovani e giocatori esperti per puntare alla promozione. Bentrovati, sospensione per 6 mesi per 5 dipendenti infedeli del Consorzio Autostrade Siciliane e per uno di una ditta esterna che si occupava della parte informatica. 266 gli episodi di peculato contestati dal Tribunale di Termini Imerese a seguito dell'inchiesta portata avanti dalla Procura diretta da Angelo Cavallo. Ma sentiamo Francesco Triolo. Le immagini delle telecamere nascoste dai gabbiotti dei caselli autostradali immortalano ogni singola scena di uno schema ripetuto che sembra essere sempre lo stesso. L'addetto all'esazione del pedaggio ritirava il biglietto e il denaro contanti consegnati all'utente, non inseriva il tagliando nel ricevitore destinato alla registrazione degli incassi, ma ne introduceva uno di una tratta inferiore dove magari si pagavano appena 90 centesimi. La differenza finiva nelle sue tasche. Da queste immagini e con le intercettazioni ambientali sono scattati i provvedimenti di sospensione temporanea di 6 mesi nei confronti di 5 dipendenti agenti esattori nel Consorzio Autostrade Siciliane messi dal GP di Termini Imerese Irina Cirincione su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Angelo Cavallo. L'indagine ha preso il via da una denuncia proprio di Autostrade Siciliane che ha segnalato sistematiche anomalie tra gli incassi e i passaggi ai caselli di Bonfornello, Cefalù e Castelbuono e ha interessato un arco temporale che va da novembre 2025 a gennaio 2026. Attraverso intercettazioni ambientali e videoriprese sono state quindi certificate singole appropriazioni che andavano da 7 sino a 10 e 15 euro. C'era tra i 5 esattori chi di queste operazioni ne ha effettuate 13 e chi 103 o 108. In totale sono 266 gli episodi di peculato contestati. Le verifiche svolte hanno indicato che ciascuno degli indagati in circa 3 mesi si sarebbe appropriato di importi compresi tra un minimo di 99, 100 euro ed un massimo di 592 e 803 euro. È stato accertato come gli indagati abbiano anche disattivato la corsia destinata agli automobilisti che usavano la cassa automatica, chiudendo la sbarra e mettendo in funzione il semaforo rosso in modo da incrementare il flusso auto verso la propria postazione e poter riscuotere più soldi. Durante gli interrogatori di garanzia tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Misura interdittiva anche per un dipendente di una società privata che in forza di un appalto con il CAS cura la manutenzione della rete informatica degli impianti di esazione. Anche costui è gravemente indiziato di peculato in concorso con 2 degli esattori per complessivi 33 episodi.
E adesso veniamo a una maxi operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla DDA. Ci sono stati 15 arresti, altri 13 indagati per traffico di droga e armi. Un'inchiesta che ricostruisce un'associazione con ramificazioni tra Sicilia e Malta, ma anche dei legami con dei clan mafiosi. Sentiamo nel servizio di Desire Ferlito. 15 le persone finite in carcere, indagate a vario titolo per traffico organizzato e spaccio di droga, oltre che per detenzione abusiva di armi e minacce, con le aggravanti della transnazionalità e dell'agevolazione mafiosa, e altri 13 indagati nell'operazione della Guardia di Finanza di Catania. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dalla GICO della Guardia di Finanza di Catania, avrebbero consentito di ricostruire l'esistenza di un'associazione criminale operativa nel capoluogo etneo, ma con ramificazioni internazionali, dedita all'importazione e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana tra la Sicilia e Malta. Secondo l'accusa, il gruppo sarebbe stato contiguo al clan Cappello Buonaccorsi e avrebbe mantenuto rapporti anche con la cosiddetta borgata del clan Santa Panagia di Siracusa, rifornendola di sostanze stupefacenti. Gli investigatori ritengono inoltre che parte dell'organizzazione continuasse a impartire direttive anche dall'interno degli istituti penitenziari. Tra gli episodi ricostruiti anche il tentativo di recuperare in mare al largo delle coste catanesi un ingente carico di stupefacenti destinato alla criminalità organizzata. Un'operazione che sarebbe però fallita perché il carico era già stato individuato e sequestrato dalla Guardia di Finanza. Contestualmente è scattato il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 700.000 euro, conti correnti, immobili, veicoli e un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande. Far West a Catania, 3 giovani feriti in una sparatoria avvenuta nella notte in piazza Beppe Montana, una zona tristemente conosciuta per lo spaccio di droga. Si indaga sul movente Tonino De Mana. A terra il nastro bianco e rosso per delimitare la scena del crimine, qualche traccia di sangue ed una trentina di bossoli recuperati dalla polizia insieme ad una pistola ed i 3 giovani feriti, tra cui un quindicenne, il bilancio di una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Galermo e Trappeto Nord, in una zona tristemente conosciuta per lo spaccio. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppetto di giovani che, per motivi ancora da chiarire, si sono ritrovati faccia a faccia, forse per un chiarimento, poi sfociato nel sangue. Non si esclude un regolamento di conti o qualche dissidio legato al mondo degli stupefacenti. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivate diverse ambulanze del 118, anche se i feriti sono stati accompagnati in ospedale con auto private. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato, ritenuto figura di vertice nel mondo dello spaccio della zona di Trappeto Nord. I feriti, che non sono comunque in gravi condizioni, sono stati accompagnati al Policlinico e al Cannizzaro. Indagini sono in corso per ricostruire il movente della sparatoria. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere del 4° municipio Giuseppe Ragusa, che sollecita una maggiore attenzione per le periferie e più controlli per prevenire situazioni di rischio che possano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica. Sono 3 le inchieste aperte dalla Procura di Palermo sulle intimidazioni nella zona del Mandamento della Piana dei Colli a nord della città. Intanto lunedì arriverà il ministro Matteo Piantedosi. Maglio Viola. Proseguono a ritmo serrato le indagini di polizia e carabinieri coordinati dalla Procura di Palermo sugli atti intimidatori, sui danneggiamenti a colpi di Kalashnikov, sugli incendi devastanti e sulle richieste di pizzo che da novembre dello scorso anno colpiscono le attività commerciali della zona nord di Palermo. 21 gli episodi di danneggiamento soltanto negli ultimi 2 mesi, da marzo ad oggi. Gli 8 fermi scattati ieri sono la punta di iceberg di una inchiesta che sta andando avanti nel territorio del mandamento mafioso della Piana dei Colli, ovvero quello di cui fanno parte le famiglie di Tommaso Natale, Resuttana, San Lorenzo, della immediata provincia fino a Villa Grazia di Carini, passando per Sferracavallo e Isola delle Femmine. Sono almeno 3 queste inchieste parallele. Una riguarda il Far West di sparatorie fra via Don Minzoni e via Montalto, legata anche alle intimidazioni e alle richieste di pizzo sul lungomare di Sferracavallo. Una seconda riguarda le armi, i Kalashnikov usati per diverse intimidazioni, che farebbero parte dello storico arsenale della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo. Una terza inchiesta riguarda invece gli incendi
nei parcheggi della Sicily Bycar di Tommaso Dragotto, 31 le auto completamente distrutte in 2 episodi, altre danneggiate in una sparatoria. Su questo filone c'è particolare apprensione in assenza di una richiesta estorsiva, tanto che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha assegnato la scorta al presidente Tommaso Dragotto. Lui l'ha accettata a malincuore, ma altri provvedimenti potrebbero essere emanati in queste ore. Intanto lunedì a Palermo arriverà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che presiederà un altro Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in città. E intanto parte la stagione balneare a Mondello. L'italo-belga, dopo le varie vicende giudiziarie, annuncia l'apertura dei primi lidi. Noi siamo stati in spiaggia, i bagnanti sono divisi tra la parte dedicata alla zona libera e i lidi attrezzati. Marco Gullà. Questo è il giornaliere. Questo è il lido giornaliero. E si può fare un abbonamento di 10-15 giorni? Lei può fare delle prenotazioni, signora. Giornaliere? Giornaliere, sì, però anche da remoto, da casa, può fare la prenotazione. Questo lo qui, so online. certo, sì. Pronti, partenza, via. Dopo polemiche e vicende giudiziarie, da oggi parte la stagione balneare a Mondello. La società italo-belga, che come stabilito dal CGA gestirà l'Arenile anche quest'estate, da questa mattina ha tagliato il nastro della ripartenza. Nei giorni successivi saranno coinvolti ulteriori tratti di spiaggia. Tante le persone che già da questa mattina stanno affollando i 2 lidi dell'italo-belga proprio per accedere in una parte di spiaggia di Mondello. E io ho bisogno, che sono avanti degli anni, di un posto dove mi devo ritrarre dal sole. Non posso andare nella spiaggia libera. Beh, non abbiamo fatto il bagno, la giornata non permette, però va bene. Com'è Mondello? Hermoso, il Mondello también es la segunda vez que vinimos, nos gustó tanto que retornamos, muy bonito. Le polemiche però restano, alcuni bagnanti si lamentano degli spazi ridotti nella spiaggia libera, qui nel weekend non troveremo nemmeno 10 centimetri di spazio, dicono. Spiaggia libera, è più semplice d'accesso e meno cara. Bellissima, proprio adesso ho detto a mio marito, è proprio bella questa spiaggia. Farete il bagno, signora, oggi? Sì, sicuramente. Noi siamo pugliesi di Lecce, le temperature sono simili. Però è bella proprio questa spiaggia. Spiaggia libera o lido? No, libera. Libera, sempre libera. Nelle giornate di caldo intenso, stop anche alla consegna del pranzo a domicilio o in ufficio. È la principale novità della nuova ordinanza contro il rischio di colpi di calore in Sicilia. Oltre agricoltura ed edilizia, infatti, si fermeranno anche i rider. Maglio Viola. Stop al lavoro in Sicilia nelle giornate a rischio stress termico e colpi di calore. Nelle ore più calde, per 3 ore e mezza, dalle 12:30 alle 16, i lavoratori che operano all'aperto dovranno fermarsi e anche i datori di lavoro dovranno far rispettare questo stop per evitare rischi per la salute. L'ordinanza relativa è stata firmata questa mattina dal presidente della regione Renato Schifani e sarà valida fino al 31 agosto su tutto il territorio regionale. Riguarda chi lavora in edilizia, in agricoltura, nelle cave, nella logistica e da quest'anno anche i rider. La novità più importante è che le protezioni vengono estese anche ai rider, a quei ragazzi e ai ragazze che ogni giorno effettuano consegne in città con biciclette e scooter. Un settore che finora non era sempre considerato con la stessa attenzione. Lo stop alle attività non si applicherà alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche in questo caso dovranno essere presi i provvedimenti necessari a ridurre i rischi di esposizione eccessiva alle alte temperature. La Sicilia vuole continuare a essere in prima linea nella difesa dei lavoratori, adeguando le regole ai cambiamenti climatici e alle nuove forme di lavoro. Proteggere chi lavora significa proteggere il futuro della nostra comunità. Il divieto scatterà solo nei giorni indicati come a rischio termico nella mappa nazionale del rischio per il lavoro all'aperto. E adesso ci occupiamo dell'allarme, della carenza del sangue. L'arrivo dell'estate porta con sé l'atavico problema. Prime avvisaglie negli ospedali catanesi, dove si registra la mancanza di alcuni gruppi negativi in particolare. Ma sentiamo.
Non è ancora un'emergenza, ma un allarme sì, ed arriva direttamente dai principali ospedali catanesi, alle prese con la grave carenza di sangue, specie dei gruppi zero negativi. Un problema che si registra puntualmente e notoriamente tra luglio ed agosto, ma che quest'anno sembra stia dando pericolose avvisaglie già a giugno. Noi abbiamo già avuto qualche, chiamiamolo evento sentinella, nel senso che sono mancati dei gruppi RH negativi e speriamo che questo durante il periodo estivo venga compensato dalla volontà dei donatori. Cercasi donatori di sangue per affrontare le emergenze, ma anche per interventi chirurgici e terapie salvavita che compromettono la capacità di garantire trasfusioni tempestive. E si rincorrono gli appelli alla donazione. Purtroppo i giovani sono quelli che mancano nell'ambito della donazione, quindi trovare strumenti, linguaggi, modalità per avvicinare i giovani è importante. E un buon contributo, per fortuna, arriva dagli stranieri residenti in Italia. 1 su 10 dei donatori in Italia è un donatore straniero, verosimilmente extracomunitario, proveniente generalmente dal Nord Africa. Perché donare sangue? Ma donare sangue è importante perché sicuramente si risponde ad un'esigenza di salute e di vita per tanti pazienti, ma nello stesso tempo è anche utile per il donatore stesso. E poi devo dire che è un gesto bello, chi ne fa esperienza lo fa sempre con il sorriso e con il cuore pieno di gioia, perché sa di aver fatto un gesto bello e buono. E in Sicilia si aggrava l'emergenza abitativa, lo dice l'ANCE, l'Associazione Costruttori Edili, che chiede un grande piano casa. Orazio Longo. Di proprietà o in affitto avere una casa è diventato sempre più difficile, lo dice l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, che nel rapporto Scenari Edilizi Regionali lancia l'allarme sul forte aumento della spesa per comprare o affittare una casa. Colpite anche le famiglie considerate con reddito medio tra i 15 e i 25 mila euro. Complice anche la corsa alle locazioni brevi che fa lievitare i prezzi del mercato immobiliare. Insomma, in Sicilia per la rata del mutuo il canone di locazione si spende oltre un terzo del reddito. A Palermo, per esempio, il mutuo è al 32%, a Catania al 31,5%, numeri che stigmatizzano una non accessibilità all'acquisto casa per il secondo quintile di reddito, in particolar modo per le zone costiere. A Messina il disagio abitativo colpisce soprattutto la popolazione residente nell'arco insulare e nel cosiddetto triangolo d'oro della costa ionica, aree sfruttate dal turismo di lusso. Non va meglio con i canoni d'affitto. A Siracusa si arriva quasi al 33%, 31,8% a Palermo, 37% a Catania. Il settore delle costruzioni in Sicilia incide sul PIL regionale per il 13,7% in termini di investimenti e per il 7,5% sull'occupazione complessiva, ed è rappresentato nel 2024, ultimo dato Istat disponibile, da più di 30.000 imprese, il 54% delle quali costituite da un solo addetto. Secondo Salvo Russo, presidente regionale di ANCE Sicilia, c'è l'urgenza di varare un grande piano casa che renda disponibili alloggi a prezzi calmierati ai nuclei fragili e disagiati, ma anche alle giovani coppie. Continueremo ad affrontare il problema dell'emergenza abitativa nel nostro Sicilia 24 Focus di oggi. Giusile Zara ne parlerà con Agata Palazzolo, segretaria Sunia di Catania, Maria D'Amico, in graduatoria per la Casa Popolare da, pensate, 18 anni, e Giuseppe La Rosa, direttore ANCE Sicilia. La trasmissione, oltre che in diretta su Telecolor, sarà anche in streaming su Sicilia Web. Potrete inviare le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Prima di una pausa, una notizia: a Catania la polizia ha arrestato un 22enne, denunciato un 16enne per estorsione in concorso legata a un caso del cavallo di ritorno dopo il furto di uno smartphone a una turista polacca. I due avrebbero chiesto 200 euro per la restituzione del telefono, contattando la sorella della vittima tramite i social. I due sono stati bloccati in Piazza Duomo subito dopo la consegna del denaro. Il maggiorenne ai domiciliari, il minorenne è stato affidato a una comunità. E adesso ci fermiamo, torniamo tra poco. E siamo alla seconda parte, patrimonio UNESCO. Ragusa Ibla torna protagonista della scena culturale con la 6ª edizione del Festival Barocco e Neobarocco, un percorso diffuso che intreccia arte, architettura, design, fotografia e moda. Veronica Barbarino.
Rinascita, memoria e materia sono le parole chiave dell'edizione 2026 del Festival Barocco e Neobarocco. A Ragusa Ibla, oltre 25 tra artisti, designer e architetti provenienti da Italia, Corea, Francia e Germania espongono le loro opere che reinterpretano il barocco all'interno dei palazzi più suggestivi e storici del capoluogo. Tra questi Palazzo Cosentini, che accoglie all'interno una pluralità di linguaggi e vision, dalle installazioni di Antonio Marras alle sculture di Wu Wei. Tra i progetti più significativi inoltre le installazioni esterne, un omaggio agli scalpellini e ai maestri murari, ma anche all'architetto Rosario Gagliardi, figura centrale della ricostruzione barocca. E ancora l'opera di Carlo Coniglio, che con la serie Opulence dialoga con la scenografica salita del Duomo di San Giorgio. Un festival che trasforma Ragusa in un crocevia internazionale di sperimentazioni, dove il passato non è solo memoria, ma materia viva per costruire il futuro. Le esposizioni resteranno aperte al pubblico fino al 28 giugno. 8 anni dopo il suo debutto, l'Inferno di Dante torna alle Gole dell'Alcantara in una veste completamente rinnovata. Lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia si prepara a una nuova edizione all'insegna delle novità che ci racconta la nostra Desiree Ferlito. 8 anni dopo il suo debutto, l'Inferno di Dante torna a infiammare le Gole dell'Alcantara con una veste completamente rinnovata. Lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia si prepara a una nuova edizione all'insegna delle novità, tra un cast in gran parte rinnovato, nuove coreografie, musiche inedite e sorprendenti effetti speciali. Tante new entry, tra cui un nuovo Dante, Farinata degli Uberti, un nuovo Caronte, un nuovo Ulisse, i quali si sposeranno con i vecchi, gli attori che hanno già per 400 volte sentito Signori chiedi scena, appunto perché quest'anno ci avviamo a tagliare la 400esima replica. La presentazione ufficiale di Inferno 2026 si è svolta nella sede catanese dell'Assemblea regionale siciliana, Palazzo Minoriti, dove il nuovo proprietario delle Gole dell'Alcantara, Russo Morosoli, ha affidato a un videomessaggio il proprio sostegno alla nuova edizione dell'Inferno, ribadendo l'importanza di uno spettacolo che negli anni ha saputo rilanciare e valorizzare il territorio. Questa manifestazione si svolge nel sito più importante e più conosciuto del Parco Fluviale, che è quello delle Gole Alcantara, un sito che è conosciuto in tutto il mondo. L'edizione 2026 promette un'esperienza ancora più immersiva, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio emozionante tra i gironi danteschi nello scenario unico delle Gole dell'Alcantara. Un progetto che guarda anche ai visitatori stranieri. Saranno infatti distribuite cartoline dotate di QR code con contenuti multilingue, disponibili in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo, per permettere ai turisti provenienti da tutto il mondo di conoscere la storia e il retroscena dello spettacolo. Io da spettatore rimarrei incantato per la capacità che la compagnia ha avuto di rispettare quel luogo, anzi di farcelo leggere e percepire in un modo completamente nuovo. Andiamo a Riposto, nel Catanese. Ieri pomeriggio al Parco delle Kenzie si è tenuto l'evento conclusivo del progetto La Sicilia che racconta, promosso dall'assessorato regionale all'istruzione e dalla formazione professionale e dall'istituto Giovanni Verga. Il percorso ha coinvolto 20 scuole della provincia di Catania sul tema delle donne siciliane tra mito e realtà, con attività di lettura e laboratori. Durante la serata è stata presentata l'antologia realizzata dagli studenti con la partecipazione del cantastorie Luigi Di Pino e di coro e orchestra dell'istituto. E adesso ci fermiamo ancora e subito dopo ci occuperemo del Catania che si prepara alla nuova stagione. E adesso siamo al calcio. Varrà, nonostante ancora non sia stato ufficializzato, già lavora alla costruzione del gruppo. Parliamo ovviamente del Catania. Si cerca il giusto mix fra gioventù ed esperienza. Marco Carli.
Prove della nuova stagione, con Varrà che è stato in sede e con Caserta nei pensieri. Il direttore sportivo in pectore è essenzialmente già operativo e la recente presenza al Massimino segue di poco quella con l'Ascoli di fine maggio. Il fine settimana o l'avvio della prossima, in seguito all'iscrizione del 16, su cui il Catania è già avanti negli adempimenti burocratici, segnerà il via definitivo della nuova stagione, con l'ufficializzazione del nuovo direttore e poi l'allenatore, con l'Empoli che sta valutando altri tecnici e con Caserta pronto a vestire il rossazzurro con un accordo di 2 anni prolungabile di un'altra stagione, con le garanzie di poter vivere un'annata da protagonista per provare a centrare la terza promozione in carriera. Poi verrà la definizione del ritiro e del mercato, con l'obiettivo di un gruppo vincente fatto di giovani che potrebbero essere importanti per il futuro, come Leonardi, legato da contratto fino al 2030, in cui la società ha grande fiducia, ma anche con il supporto dei più esperti, come Di Gennaro, che già avrebbe voluto dare il contributo per i play-off. Esperienza e gioventù sarebbe il mix giusto per una stagione che è già dietro le porte. E alle 18.30 parliamo di calcio a 5, oggi importante appuntamento al Pala Catania, la Meta torna davanti al proprio pubblico per gara 2 dei quarti di finale scudetto contro la Came Treviso. Dopo il successo ottenuto in trasferta in gara 1 con il punteggio di 6-2, la formazione rossazzurra avrà l'opportunità di chiudere la serie e conquistare il pass per la semifinale scudetto. Gli etnei, che hanno conquistato gli ultimi 2 campionati, hanno chiuso la stagione regolare al primo posto e hanno vinto Coppa Italia e Coppa Divisione. Ed è tutto, il nostro telegiornale finisce qui, il prossimo appuntamento questa sera alle 19 vi lascio con Giusy Lazzara e il nostro Sicilia 24 Focus dedicato all'emergenza abitativa. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.